8.000 studenti trevigiani hanno affrontato questa mattina la prima prova di maturità, ovvero italiano. Gli ammessi all'esame dovevano scegliere tra diverse tipologie di tema, analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità. Ungaretti e Sciascia per l'analisi del testo, Dalla Chiesa a Bartali, Stagliano e Montanari per il saggio breve e i temi d'attualità. E la prima prova è andata, verso le 12:30 dal liceo Canova hanno cominciato ad uscire i primi studenti. Com'è andato? Secondo me è andata bene. Mi si è presentata una traccia che sinceramente mi aspettavo vivamente che venisse fuori, quella su Ungaretti, il tema della guerra. Ti aspettavi queste tracce? Allora, sì, però personalmente mi aspettavo anche una traccia legata all'ambiente, visto che è comunque un tema molto affrontato di recente, ci sono state anche le marce qui a Treviso e comunque anche in altre città, quindi pensavo di trovare qualcosa anche di quello. Come ti è sembrata questa prima prova? Beh, le tracce erano orrende, però sì, fattibili, sì, si facevano, però non mi sono piaciute assolutamente. Avrei preferito quelle dell'anno scorso, però. La seconda prova è quella che preoccupa maggiormente gli studenti. Nella seconda prova dovrò studiare anche la letteratura. Seconda prova spero sia abbastanza simile alle simulazioni che abbiamo già svolto e sono preoccupata più per inglese che per tedesco perché so che il livello è un po' più alto, quindi incrociamo le dita. Sul cambiamento dell'esame di maturità gli studenti si sono rassegnati ma dicono doveva valere per quelli di prima, non certo per noi che li stiamo affrontando ora. Sì, l'orale è una cosa nuova perché appunto con questo discorso delle buste ci troviamo tutti, noi ma anche i professori un po' in difficoltà perché ci troviamo davanti a una cosa a cui non abbiamo mai assistito, non abbiamo mai provato. Per l'orale cosa ti aspetti? Non so, noi siamo finiti tardi, quindi ho tempo per andarmi a vedere gli altri e vedere come funziona esattamente. Spero che siano clementi, dato che è tutta una cosa nuova. Magari la prossima volta saperle un po' prima queste cose, perché comunque sì, sia noi sia i professori comunque abbiamo dovuto cercare un modo per adeguarci, insomma, e niente, ci ha un po' infastidito, ma vabbè. Non è stato facile? Questo no, di sicuro, adesso vediamo un po' con gli orali eccetera come andrà, speriamo che per il prossimo anno se rimane così si riesca a trovare una soluzione prima.